Sempre disponibile, sempre gentile e soprattutto scrupoloso al mille per mille. Non ci rendiamo conto come possa essere successo. Nella macelleria che si affaccia sulla via principale che conduce al centro di Tambre gli occhi sono lucidi, il dolore è immenso. Gianluca Barattin, 49 anni compiuti lo scorso 9 maggio, residente a San Martino di Chies del Pago, era stato adottato dai tambresi. Da 30 anni lo vedevano arrivare tutte le mattine alle 7 per recarsi al lavoro alla Lavina Costruzioni, dove ricopriva il ruolo di geometra esperto. La sua scrivania oggi è vuota, i colleghi distrutti. I capi cantieri aspettavano come sempre la sua telefonata, ma questa mattina a chiamare è stata l'azienda e la notizia è stata ferale. Questa notte mi hanno chiamato alle 4, è stata una notizia sconvolgente, tanto per me, per la nostra comunità. Nato un ragazzo giovane, purtroppo ci lascia, è un momento così traumatico. Gianluca Barattin ieri sera, dopo aver cenato con gli anziani genitori, esce per andare a caccia. La sua postazione nella zona sotto Pian Formosa, nei boschi fra Chiesa e Tambre, in cima ad un albero dove ha realizzato un'altana per l'osservazione. L'uscita, dopo giorni di appostamento, gli fa incontrare un cinghiale che riesce ad abbattere. Attorno a mezzanotte il 49enne chiama il cugino per avvisarlo perché insieme sarebbero dovuti ritornare nel bosco per recuperare l'animale. Ma all'appuntamento Gianluca non si presenta e il cugino, preoccupato, dopo un'ora sale in auto per raggiungerlo. Giunto sotto l'altana, la tragedia gli si presenta d'improvviso, senza sconti. Gianluca Barattin è precipitato da un'altezza superiore ai 15 metri, il suo corpo giace oramai esanime. Inutili soccorsi allertati tempestivamente. Ricordo Gianluca perché intanto è una persona positiva, riservata e dinamica. Aveva proprio passione del territorio, radicato nel territorio, e col suo dinamismo aiutava tante associazioni, intanto il suo paese San Martino, che era innamorato di San Martino. Aveva passione della caccia, del ciclismo, soprattutto del ciclismo, aveva passione anche dello sci alpinismo. Negli ultimi 3 anni Gianluca Barattin si era impegnato per il suo territorio, aveva recuperato 2 casere trasformate in residenze di lusso destinate al turismo. Lavorava con passione, quella stessa passione che ha animato la sua vita spezzata ingiustamente senza un perché. Ora la mesta attesa per l'ultimo saluto che gli sarà tributato nella chiesa di San Martino.